In piedi, entra la corte. Giovanni Mustarda, Presente! il giorno del 12 agosto alle 9:30, Cirangauro. cosa faceva lei davanti alla banca agricola Era venuto per pigliare soldi. con la pistola addosso? Come si spiega? Beh, veramente avevo incontrato un amico mio e mi ha detto: Gianni, me la puoi tenere sta pistola? E ci ho fatto un favore. Nella stessa giornata, esattamente un'ora dopo, verso le 10:30, E che cavolo? lei è stato arrestato. Per sbaglio, sempre per sbaglio, ma chiappata mia. E chi è stida? E che mi dici dell'agenzia di credito dove lei è stato trovato con 50 milioni liquidi risultati rubati poco prima alla stessa banca? Signor Pretore, c'era un altro amico che mi ha lasciato sta busta e mi ha detto: Giovanni, me la puoi tenere? E io ce l'ho tenuta. E lei naturalmente non sapeva che c'erano dei soldi nella busta. Oh, mi ne consultavo, bravo. E il suo amico non si è visto più. Sparivo, scappavo, sinni io, manco saccio con ne. Il 15 di settembre Ya cavolo, lei è stato c'era. sorpreso dietro una sala cinesca con 2 bombe. Bombe. Cosa stava facendo? Poi io... Un attentato? Ah, quale Come si attentato? giustifica? Signor Pretore, una festa da bambina, a volte queste bombe non scoppiano. Io queste 2 e mezza alzata, io lo era alzata e mi era una serie cinesca, che staccio, da vicino. Giustamente lei li ha levati. Cacetto, cacetto. E come lo levate? Può non scoppiare, no? Qui è che, trova che fa, ne leva. O prima lo io mi sa attaccare la serie cinesca. Dietro la sala cinesca. No, proprio dentro, quasi quasi, da vicino. Non c'ero visto, Adesso, signor Mostarda, Sì, parasse. le dico un nome, vediamo se lei Questo lei. esattamente conosce questo personaggio. A qui. È un getto Movelli. Movelli. Lo conosce? Certo che conosco, e come lo conosco? E che attività svolge? Ma lui fa tanti misteri, tante cose. Ma soprattutto cosa fa? Ma io lo fai il commerciante. Ma di che cosa? D'arancia, mandarini, molingiane, pipe, bastardi. So che lui di nascosto svolge un'altra attività di spettacolo. Che ne sa lei? Beh, saggio che lui scrive magari barzellette, poesie. Ma ha fatto anche qualche film? Ma dice qua dice qualche film, uno, mi pare lui, ma si bruciava magari la pellicola. Dice. Ma lui canta? Canta, c'aveva una voce terrorinale e dice che ora anche se la deve fare mettere nel disco. Perché vendo la cucuzza d'argento, il chiovo d'oro, il pomofiore. E mi dica, signor Mostarda, Sì. quali luoghi e persone lui frequenta spesso? Ma io lo sapevo sempre il pomeriggio a via Napoli. E dov'è di preciso? A Tagliocco su Sicilia, adesso. Ma quella è la via Santa Maria di Bettele. Una volta, ora è invece a via Napoli. E perché? Perché come passare dopo c'è la mania che tutti cantano napoletane, che scrive canzoni, che fa botte, che fa ligna, che fa chisto, che fa dauto, insomma. Va bene. Tutte peste, so, eh. E conosce anche un certo Damiano? So conosce a Damiano. Tutto Catania non mi conosce a Damiano. Anche lui canta? Canta, io da ridere, vuole sentire come ride. Ma allora è un pezzo grosso. Mezzo rozzo, se non fosse per Damiano, Tarzata fosse morta, per Movelli, per Barone, per Nino da Lapa, un falegname, Ma un lei, ferraro, un signor muratore. Mostarda, Chi canta c'è? pure? Certo, magari io canto, ma io da mi E il fatto, suo magari. genere qual è? Voglio stare con te, sotto braccio con me, tutti piglio caffè, voglio stare con te. Portatelo via! Buon La canto. corte si ritira! E voglio stare con te, Via! tutti braccia con Fuori! te, di Fuori! notte con me. Fuori!